Buonasera a tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento del Grand Central Literary Festival. Questa sera abbiamo ospite lo scrittore Francesco Zanolla, che vedete qui seduto alla mia destra, autore del libro Deposizioni accessorie sul caso Samsa, una raccolta di racconti brevi di cui sicuramente l'autore dopo ci spiegherà genesi e quant'altro, per cui io non vi svelerò niente di questo libro al momento, lo scopriremo dopo. Vi ringrazio di essere qui, come ringrazio il pubblico che ci segue da casa nel gruppo di Maestri Mia, che ringrazio sempre per la collaborazione a questo evento. Un caro saluto quindi anche a chi ci segue da casa. Io passerei subito la parola a Gianmarco, che è qui con noi questa sera, collabora all'evento. Ti ringrazio anche per la tua disponibilità e ti passo subito la parola. Buon ascolto e buon proseguimento a tutti. Grazie a tutti, benvenuto al pubblico che ci segue anche online. Allora, qui abbiamo appunto Francesco Zanolla e andiamo a presentare il suo libro. Allora, intanto come io sono, come l'ho letto, no? Ovviamente mi era stato proposto di leggere il tuo libro e io di solito non amo particolarmente i racconti, a meno che non siano di una strettissima cerchia di autori, Carver, Hemingway, Campbell e pochi altri, cosette. E quindi devo ammettere che sono partito con un certo scetticismo, no, non nei tuoi confronti, ma proprio nel genere. E invece, incredibilmente, da quando ho cominciato a leggerlo, sono rimasto totalmente assorbito. Tanto che avevo un appuntamento e l'ho annullato con una scusa di mal di testa per continuare a leggere il libro. Che va da sé, come dire, non era per sentire la fine come può accadere in un noir, in un giallo, in un romanzo che ha una trama, diciamo, interessante, ma era proprio la scrittura che mi ha conquistato. Io in quella scrittura e in quei riferimenti, in quei mondi che toccavi, ci stavo bene. E quindi oggi vorrei appunto con delle domande innanzitutto per conoscere te, Francesco. Ok? E la prima domanda è questo: il titolo fa chiaramente riferimento alla metamorfosi di Franz Kafka. La prima cosa che ti chiedo è: se avessi avuto l'occasione di conoscere Franz, cosa ti avresti detto? Fratello, dovrei dire, vieni qui perché insomma, fratello vieni qui e grazie. Queste due cose le avevi detto perché penso che parta un po' tutto da lì, dalla letteratura che mi piace, in ampia precorsa, anche se poi appunto come sono stato nel suo territorio, però non si può secondo me prescindere dalla letteratura contemporanea, non avendo una frequentazione con Kafka, soprattutto per quel che mi riguarda con il Kafka dei racconti. Lui ha questi 3 romanzi incompiuti, ma ha scritto anche tanti testi brevi o medio brevi o brevissimi, con quelli che ho avuto occasione di frequentare anche, diciamo, infatti a delle voci, robe di Kafka si chiama. E ecco, quindi te ne grazie. Grazie a te. La seconda domanda che ti faccio è: ci sono cose che preferiresti fare in questo momento piuttosto che essere qui con me a presentare questo libro? Ti annoiano le presentazioni dei libri? No, allora, le presentazioni non mi annoiano, devo dire che ne ho già fatto un po', insomma, a settembre, più di una dozzina.
c'è un po' di usura a un certo punto, un po' come quando a teatro fai tante repliche della stessa idea, poi magari quando arrivi ci sono sempre elementi nuovi, però l'idea, pensare a freddo, di mettersi lì a parlare, è un po' angosciante. Quindi cosa farei adesso? Magari me lo starei con un mojito davanti a un panorama marittimo d'alma, così, questo mi piace molto. Chi è Francesco Zannolla? Questa è una domanda un po' marzulliana, ma giusto per inquadrarti e capire da dove vieni, chi sei, proprio come persona prima che come scrittore. Giovane di una volta, ormai perché sono diventati 48 da un paio di settimane, vengo da una famiglia, madre veneziana, di Venezia, Castello, padre Monfalcone, quindi visiacco, né triestino né friulano. Sono cresciuto in provincia di Treviso, a Venezia però ci sono nato, in Venezia Isola. Pensavo di fare il diplomatico, ho studiato scienze politiche internazionali, poi la vita mi ha portato da altre parti, parallelamente all'interesse appunto per quel tipo di realtà, ho comunque sempre coltivato una passione per la lettura e per la letteratura, grazie anche al frutto di mio zio che è un insegnante. 91 ancora un insegnante di lettere, insomma, mi ha un po' instradato alle buone abitudini. Questo è quanto. Da quando ho cominciato anche a capire che si poteva scrivere oltre che leggere e ascoltare, mi sono detto perché non mettermi anch'io a provare a raccontare delle storie, quindi alle scuole medie, dai primi tentativi, quando magari qualche professore un po' più illuminato proponendo i classici temi, anche il tema di scrittura narrativa, ho cominciato a cimentarlo e non mi sono più fermato e sono poi comunque sono uno che legge e che poi ha cercato di passare dall'altra parte della barricata per vedere come si sta. Questo è in sintesi. Poi arriveremo al libro, ma intanto c'è un personaggio presente nel tuo libro che ti somiglia più di altri. Vorrei dirti, perché è un personaggio che amo molto, il Batman dell'ultima notte del Pipistrello, che però è un Batman un po' particolare in questo caso perché ha un po' di demenza e di Parkinson, è anziano. Per cui no, il personaggio a cui sono forse più affezionato è quello del racconto tratto che prende ispirazione dal nuotatore di John Cheever. Questo naufrago alla fine si capita da questa cosa strana che è spaesato ma ha anche dei legami perché comunque il rapporto con la famiglia che ha lasciato, diciamo, non spieghiamo troppo come. L'ho sentito molto forte quando l'ho scritto, mi hanno detto che qualcuno che l'ha letto si è anche commosso, quindi probabilmente ha fotografato lo stato del me quando stavo scrivendo il libro, quindi quello a cui sono più affezionato. Ned Merry, appunto il gatto, il verme e il cibo, sono sempre più vicino. Grazie. Allora, il tuo libro raccoglie una serie di storie, anzi raccoglie un patrimonio letterario di vari racconti, di vari romanzi e crea dei sequel, degli spin-off. Il libro è diviso in 3 sezioni. La prima è lo spin-off, per cui prende dei personaggi minori comparsi nei racconti e in qualche modo dà voce a questi personaggi. La seconda parte è dedicata ai sequel, per cui prende e sviluppa una storia, un finale, un oltre che non finisce con la narrativa ma prosegue in qualche modo.
un ultimo esperimento che era quello dei crossover, in cui le storie si mescolano. Volevo capire con te, prima sempre dietro nel libro, quale sono i racconti, le storie che tu preferisci e perché? Ma allora, la tipologia, diciamo, faccio una premessa, io dai 20 ai 30-35 anni ho letto solo racconti. Io ho espulso il romanzo dalla categoria del possibile come lettore, poi mi sono riconciliato col genere romanzo a livello di lettura, ma preferisco il racconto perché secondo me preferisco scriverne con meno perché ti consente di concentrare e di sfidare anche un po' le tue capacità, è un po' più sfidante secondo me la distanza breve. Quindi mi piacciono quegli autori che riescono in pochissime pagine ad aprire, spalancare un universo, ma che è percepito ma magari non è descritto in maniera, però filtra dalle parole sulla dinamica che invece è sulla carta e te la fanno comunque respirare e ti mettono in moto i neuroni, per cui questi autori che ho scelto hanno questa capacità di del fatto che poi nello scritto romanzo racconto, però mi piacciono le storie che si possono espandere, hanno una potenzialità di espansione lasciata all'immaginazione poi del singolo lettore che se ne può immaginare, per cui sì, questo è il tipo. Poi appunto ho letto tanta fantascienza quando ero più ragazzino, poi mi sono comunque orientato, come si può vedere, insomma, se uno legge la scaletta degli autori, a parte Kafka, tutti gli altri usano una grande tradizione letteratura anglosassone, americana soprattutto, moderna e contemporanea. Non c'è un motivo perché, anzi, a casa mia questi libri non c'erano, non classico italiano. Grazie. E quindi ecco, ho perso il filo, comunque mi piacciono quel tipo di atmosfere lì. Chiaramente tu prima hai citato 3 autori di racconti che sono imprescindibili, soprattutto l'ultima, la mia non è molto conosciuta in Italia, ma quando hai nominato il nome di Carver, appunto io quando è nato questo libro è nato dentro un laboratorio di scrittura e mi chiedevano appunto di citare anche i 3 libri particolarmente significativi, avevo citato Vostra zitta per favore, che questa è la raccolta di Carver, e avevo scritto, mi ricordo, che a prescindere dal fatto che chiunque si appresti a scrivere un racconto dopo Carver deve domandarsi se ha senso farlo. Lui sicuramente, però, quel tipo di atmosfere sono quelle che mi piacciono di più, un realismo che a volte però scivola verso qualcos'altro, insomma. Esatto. Grazie. Allora, in parte mi hai già risposto, ma quando entri in una libertà tu, no? Tu mi dici che nasci proprio inizialmente, come spesso accade, come lettore, come appassionato di letteratura. Qual è il criterio che Francesco adotta per scegliere il libro che poi comprerà? Ce n'è uno? Allora, diciamo che ho degli informatori istituzionali, cioè ho dei riferimenti critici degli autori che magari stimo e dei quali sento parlare di qualche autore, quindi me li vado poi a cercare. Sostanzialmente questi sono il criterio primario, e poi se un autore mi piace cerco di costruire tutta la bibliografia disponibile. Per esempio ricordo con Torno Mercanti è stato così, cioè ne ho sentito parlare credo a Totem ancora ai tempi di... Poi è rimasto lì, poi ho trovato Meridiano di Sangue, l'ho comprato e poi da lì ogni 3 mesi andavo in libreria e me ne portavo a casa un altro. Uso questo criterio un po' della miniera e vado a scavare finché trovo, insomma, questo è il criterio di base. Infatti ultime pubblicazioni recenti ne leggo molto poche, appunto adesso ho preso Il passeggero di Mercanti, ma perché
seguo l'autore, insomma, quello che quello che il mercato propone come novità, insomma. Questo è il base. Allora, giusto per, come dire, per fare chiarezza anche nel pubblico, tra gli spin-off che Francesco ha scritto c'è uno che racconto di William Gibson, Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, Franz Kafka, poi c'è appunto Cormac McCarthy, Bret Easton Ellis, Cheever, quindi cose anche molto diverse tra loro. Melville, sì, esatto, sì, c'è anche giustamente. Allora, io ho notato che comunque, malgrado la diversità dei punti di partenza degli stimoli originali, c'è qualcosa che unisce la tua scrittura. Io l'ho trovata molto cinematografica, cioè tanto che già mi vedevo, come dire, la riduzione o la trasposizione filmica di alcuni racconti. Speriamo che succeda. Te lo auguro veramente. E volevo capire, allora, sempre stando su Francesco, quali sono invece i tuoi riferimenti cinematografici, i registi che preferisci? Qui sì, è difficile, anche come qualcuno sa, per me fare queste classifiche di 3 film, ma io vengo da una generazione che ha potuto vedere ancora i film, vedevo i film soprattutto al cinema, cioè il grosso della mia formazione è venuto nelle sale o in televisione, ma non avevamo tutte queste fonti alternative. E se devo fare 3 nomi ti posso dire Sergio Leone, Stanley Kubrick, e anche se l'ultimo film è un po', direi che andiamo andare via. Il Mojito giustamente che avevo prima ospitato, quindi Leone, Kubrick ma dico anche John Ford, per dire, cioè, questi, ma ce ne sono tantissimi, però insomma anche qui siamo dentro un immaginario che sta su un genere, ma anche no, Kubrick lo fa esplodere, Leone per riprendere il western e lo frulla, quindi sì, siamo anche qui molto cinema americano. Ma ti ritrovi nella definizione di scrittura cinematografica? Cioè, sei d'accordo? E se sì, c'era una consapevolezza di questo? Mi ritrovo perché non sei il primo che me lo dice, quindi evidentemente i tuoi indizi fanno una prova. E è vero che io sì, ne sono diventato consapevole con il tempo, ma probabilmente all'inizio, quando uno comincia le prime cose, non ha la contezza della cosa, è dovuta al fatto che comunque sì, ho visto tanti film, insomma, e probabilmente il fatto che buona parte della letteratura che leggo arriva dall'America, che è comunque la terra che ha creato il cinema, e secondo me la scrittura americana contemporanea, anche gente che non è sceneggiatore, però ha assorbito quel tipo di modo di concepire, di mettere giù le parole, le frasi, di partire spesso un'immagine. È vero che spesso le idee per i racconti partono da un'immagine, non tanto da un personaggio definito, ma da una situazione che puoi visualizzare e puoi immaginare proprio in uno spazio, quindi per cui sì, mi ci ritrovo abbastanza e nel corso del tempo ho cercato anche di sfruttare questa propensione di lavorarci sopra per farla diventare anche un po' una cifra, ecco, questo
una curiosità che io ho sempre quando incontro gli scrittori. Il tuo metodo di scrittura, quando scrivi, cioè se c'è un tempo per te di scrittura, e se ci sono delle cose che quando scrivi non puoi fare a meno di fare. Allora, diciamo che quando devo proprio portare giù le fondamenta, quando l'idea si è impiantata, è sopravvissuta, grazie, abbastanza dentro la testa e quindi è diventata abbastanza ossessiva, nel senso che diventa una cosa a cui pensi nei momenti morti o nella morte, capisci che è sopravvissuta la selezione naturale, diventa il momento di scrivere, allora ho bisogno di non avere nessun tipo di vincolo, di impegno, per cui stando il fatto che come buona parte della gente che insomma si guadagna la pagnotta facendo altro, devo concentrarmi nei fine settimana o nei momenti in cui il lavoro è rigorosamente sospeso, devo essere sicuro che dalle 8 alle 8 potenzialmente potrei stare 12 ore davanti al computer. Non che questo succeda, però non devo avere nessun tipo di impegno, nemmeno fare la spesa o finché non io vedo che questa cosa funziona, perché appunto serve per fare il lavoro grosso di fondazione della trama del racconto. Quello che non deve mancare è non mi dovrebbero mancare, ecco, magari qualche supporto, qualche libro, perché una parte di questo tempo viene dedicato magari anche a fermarsi a leggere qualcosa, a guardare un po' la televisione, cioè, un dito casalingo non deve mancare secondo me, in cui uno si possa sentire a suo agio, può girare più o meno in mutande e ciabatte senza nessun tipo di censura. Questa è la necessità che mi rendo conto è un po' limitante, perché poi la vita che facciamo ci porta in giro e ci porta a incontrare persone, quindi non riuscire a scrivere in qualsiasi situazione può essere un po' penalizzante dal punto di vista delle tempistiche che si hanno, cioè. Però sto lavorando sul tentare di trovare un'altra strategia un po' meno dispersiva, per adesso è questa quella che ha dato il libro che migliore, cioè, il libro è nato così, era la prima storia è venuta durante la prima data Covid, l'azienda per cui lavoravo è stata chiusa 20 giorni e lì ho sperimentato questo metodo in continuità insomma che non si poteva fare, e in effetti ha funzionato a livello proprio di battute macinate al giorno. Si è vista la differenza rispetto a quando c'è chi farò la sera, meditando al mattino presto, però dopo non andare via. È un po' un peccato, perché quando entri dentro è la storia che devi lasciare andare, non sei tu, devi fermare perché hai qualcosa da fare. Allora, io adesso direi di entrare nel libro, e quindi, visto tu entri nel momento, visto che abbiamo qui Marco Duse, ne approfittiamo. Si voi vedete, maledetti. E volevo chiederti, Marco, se ci leggevi, allora adesso ti do qua, l'intro di Svezzamento, così. Grazie. Svezzamento. Direi di specificare che è tratto da Veridiano di Sangue, il simbolo di Veridiano di Sangue. Comparvero sulla cresta erbosa della collina, uno dietro l'altro, come personaggi rinnegati dell'Apocalisse di Giovanni. 4 cavalieri in blu e grigio, spalzati dalla luce di mezzogiorno sullo sfondo del cielo terso di fine settembre. La donna discorse mentre attingeva l'acqua del pozzo davanti alla baracca di tronchi che era difficile trovare in casa. Stavano imboccando la pista che scendeva verso la pianura.
nell'arco di un paio d'ore se li sarebbe ritrovati di fronte alla soglia. Capitava spesso in quel periodo dell'anno, prima che la neve coprisse tutto, come un lenzuolo di seta e silenzio, le tribù dell'altipiano si facevano più aggressive. Gruppi di guerrieri calavano a valle per saccheggiare le fattorie e i campi minerari, alla ricerca di alcol, munizioni, provviste, coperte e abiti pesanti per l'inverno. L'esercito spediva loro contro i reparti degli avamposti che presidiavano la frontiera, e così fino a metà novembre le colline intorno all'altipiano brulicavano di convogli e di pattuglie. Trascinando il secchio colmo d'acqua, la donna rientrò in casa, riempì una pentola di rame ammaccata e la mise sulla stufa a scaldare. Il bambino aveva cominciato a piangere. La donna si avvicinò alla culla, lo prese in braccio, portò uno sgabello mal sicuro alla soglia e si sedette. Guardò verso le colline coperte d'erba e arbusti bassi, che presto avrebbero cominciato a seccarsi, e quanto, in fila, con andatura lenta, continuavano a scendere. La donna si sbottonò la camicia e attaccò il piccolo al seno. Il bambino si tranquillizzò subito. Presto sarebbe arrivato il tempo di spezzarlo. Grazie, ha sempre un certo effetto, sempre si legge veramente. Molto piacere, Come grazie. vedete io tocco. Grazie Marco. Allora, questo che avete sentito era appunto Spezzamento ed è uno dei racconti della sezione sequel. Va da sé che tratto da Meridiano di sangue di Cormac McCarthy e racconta un brevissimo racconto che poi tra l'altro io ho trovato estremamente poetico. Poi bisognerebbe aprire una parentesi sulla definizione di poetico, credo che ognuno abbia la propria, ma io l'ho trovato molto poetico e il rischio nel fare un'operazione del genere era quello di avvicinarsi all'esercizio sottile e invece ho trovato i racconti totalmente come dire, avevano una dignità al di là del romanzo dal quale erano tratti, no? Quello che però ti chiedo, per chi è questo libro? Per che tipo di lettore ci hai pensato? Cioè, è un lettore che ha già determinati riferimenti letterari, quindi un background già formato, oppure è quasi un invito alla lettura per avvicinarsi a determinati autori? In realtà molto egoisticamente il libro l'ho scritto per me, cioè, l'ho scritto perché volevo in qualche maniera aprire aprire un dialogo con quelli che sono gli autori che mi hanno un po' formato e che mi hanno dato la possibilità di sviluppare un'idea di letteratura e di narrazione. Quindi l'ho scritto pensando soprattutto a come potevo giocarci io con queste formule. E poi il libro è nato dentro un percorso di scrittura creativa della scuola di Bruno Graziani e Torino Popolare. E quando è stato un po' assemblato, lei è subentrata nel frattempo anche come editor per molti anni e mi ha suggerito di fare quello che è stato fatto poi, cioè di aprire ogni racconto con un breve profilo introduttivo per dare la possibilità al lettore che non conosceva appunto magari il mondo del provenienza di orientarsi. E quindi è diventato, suo malgrado, suo bengrado, anche un invito per me molto, insomma, di cui sono molto fiero, insomma, alla conoscenza di questi autori, insomma, per chi magari non li avesse mai sentito nominare,
se già qualcuno soltanto perché ha letto il finanziamento poi va a recuperarsi nel di sangue o nel buio fuori, e se legge stazioni di transito, ecco, e arriva a Ballard che insomma io il mio l'ho fatto, però devo dire, l'ho scritto per me perché volevo fare i conti con la creatività da cui mi sono plasmato, insomma. Sì. E allora la domanda va da sé: perché questi libri hai scelto e non altri? C'è stato un criterio, è stato un istinto? Allora, in realtà quando questo percorso di scrittura guidata che si chiama Prodi è stato proposto e prevedeva appunto di poter proporre raccolte di racconti, mi sono illuminato perché è raro che questi percorsi, che ho fatto soprattutto per disciplinarmi, cioè il fatto di avere delle scadenze e di avere una comunità scrivente che si confronta è importante, perché soprattutto all'inizio di partire meno solo e raramente però le proposte di raccolta di racconti vengono contemplate in questi percorsi di scrittura creativa, quindi quando è arrivata il bando ho detto anche bello, però cercavo un'idea che li collegasse. Io il racconto eponimo, cioè le posizioni accessorie sul caso Sansa, l'avevo già scritto più ridotta per una rivista che si chiama Digressione, con cui ho lavorato per 4 anni. Mi era molto piaciuto e quindi ho detto perché non provo a lavorare su quell'idea e ad espanderla, e da lì un po' a tavolino, un po' però seguendo la pancia che mi scendeva proprio di più, ho cominciato a stilare una lista di possibili candidati. Qualcuno è rimasto fuori, ad esempio c'era un'idea del maestro Margherita di prendere uno degli scherani di Voland e trasformarlo in protagonista, per motivi un po' anche di tempo, insomma. Però quelli che sono qui sono quelli che mi sono venuti più semplici, più immediati, perché sono quelli che ho letto, riletto svariate volte, cioè ci sono testi che sono quelli che ogni anno e mezzo mi vado a rileggere ogni volta cercando di scendere più in profondità. Quindi questo è il millesimato di quello che è la mia formazione come lettore. E prima io accennavo ad esempio alla tipologia di scrittura che personalmente ho trovato appunto cinematografica. C'è qualcosa che invece tu riconosci come elemento unificante comune tra i vari racconti? Allora, secondo me c'è una visione ironico-apocalittica dell'esistenza, cioè, questa mi sembra che sia un po' la cifra che caratterizza tutto la mia visione del mondo, e ho cercato di traslarla dentro questi mondi che non sono i miei, ma di capire quanto eravamo vicini su questo. Quindi c'è un'idea del fatto che comunque i nostri limiti sono tanti e spesso ci mettono in difficoltà, e la vita è un po' una lotta che spesso finisce anche con la sconfitta, ma non va presa troppo sul serio, anche nei momenti più, una sorta di minimalismo apocalittico di minaccia, che però poi a volte tracima un po' così nel sarcasmo e nel divertimento, insomma, come nell'ultimo racconto sì, l'ultimo racconto appartiene alla categoria crossover, cioè il tentativo di, come si faceva con la musica rap metal o con alcuni fumetti che mettono insieme personaggi ad esempio della Marvel, ci sono personaggi che vengono da due tradizioni letterarie, religiose letterarie, insomma, distinte, cioè le figure allegoriche dell'Apocalisse di San Giovanni e le figure della mitologia scandinava norrena, quindi gli dei dei vichinghi, insomma, che si contendono il diritto di correlazione su chi ha diritto di scatenare l'Apocalisse.
tutte e due le tradizioni hanno una loro mito della fine, l'Apocalisse e il Ragnarok, il destino degli dei, potendo commettere così può non sia sbagliato, chi se ne intende. E quindi ecco, il tutto poi è narrato come un racconto un po' pulp alla Bukowski. Nasce quasi un'atmosfera un po' da omicidio. Esatto, sì. Avevo in testa quello ed è riuscito quello. Col Batman, per dire un'altra, ecco, quindi il Batman ottuagenario che è in casa di riposo e crede di riconoscere in un altro ospite Joker e quindi vuole cercare di metterlo insomma sotto il ferro, di finire il suo compito. Lì poteva essere una cosa divertente, però quando lo scrivevo ha prevalso un tema più malinconico, nostalgico e quindi ho deciso di starci dentro. Quando avevo cominciato c'erano varie possibilità, poi la scrittura è fatta di decisioni che uno prende e dalla prima decisione che prende poi tutte le altre vanno di conseguenza. È molto bello questa dialettica tra la libertà e la necessità poi di giocare dentro un neurocentro. Per me è divertente, magari per qualcuno mi diverte con poco. Anch'io l'ho trovato molto divertente, devo dire. E faccio una domanda a proposito del linguaggio. Che tipo di attenzione c'è stata al linguaggio dei libri d'origine, degli scrittori d'origine, per poi creare i tuoi racconti? Cioè, l'idea che ho io è chiaro, tu hai uno stile che è molto chiaro e riconoscibile, però ho notato anche, come dire, alcune attenzioni, soprattutto per gli autori che io conoscevo meglio, alcune attenzioni del linguaggio. Come l'hai trattato questo argomento? Sì, non volevo fare degli apocrifi, quindi delle imitazioni o dei falsi, insomma, non era la mia intenzione, ma in maniera anche qui inizialmente totalmente spontanea e poi però nella fase di revisione e lettura è stata elaborata, mi sono accorto che c'è stato un tentativo di aderire quantomeno al passo di questi scrittori. Chiaramente il racconto di William Gibson, che non è un vero spin-off, è forse come un omaggio che prende le atmosfere, e il racconto di Melville hanno un diverso modo di procedere, una sintassi diversa, ma non è stata calcolata inizialmente, è venuta in maniera naturale e poi quando me ne sono accorto loro ho cercato di lavorarla perché si fosse, però non era mia intenzione fare dei falsi. Mi è stato detto appunto che comunque anche qui i due inizi fanno una prova, che c'è una riconoscibilità di fondo della scrittura, ma si nota anche questa attenzione. Era necessario a posteriori, perché comunque volevo stravolgere questi mondi ma rispettandone i canoni, cioè proprio che sono per me fondamentali, quindi non sarei riuscito a fare una cosa totalmente fuori è stato anche un modo per omaggiare ulteriormente vengono scelti per immaginarsi sopra perché diciamo tale andare una cifra di questo tipo, quindi sì, però non era nato come idea di base, insomma. Viene perché come ho detto prima sono comunque testi che ho, autori che ho respirato, quindi l'osmosi forse funziona. Esatto, metabolizzati molto. Francesco, prima parlavi di scelte, hai detto una questione di scelte, no? Spesso le scelte che noi facciamo le facciamo dettate dal momento in cui siamo costretti, dobbiamo farle. Ci sono dei racconti di questo libro che adesso non sceglieresti di pubblicare e se altri sì, magari in questo momento saresti incuriosito di, come dire, creare, approcciare a qualche altro autore, qualche altro libro. La prima domanda è
molto così, tronfiamente, no, cioè, sono proprio convinto delle scelte che ho fatto, era il meglio che potevo fare in quel momento, quindi sono assolutamente soddisfatto di quello che ho realizzato. E adesso sono un po' restio a rimettermi nel meccanismo, perché non vorrei che diventasse un po' una gabbia, quindi c'erano stati degli spunti che poi non ho sviluppato anche per motivi di tempo, che dopo non finito di essere chiuso, però sono lì ma non li sto proprio più guardando, perché vorrei anche, sto cercando di misurarmi anche con altri, insomma, con formule che, in modo che non essere identificato come quello che fa il Pinocchio segue. Per cui appunto c'era stata l'idea di Bulgakov, che era stato evocato anche William Burroughs, che comunque è un altro riferimento fondamentale, il dottor Benway è un personaggio sì, però appunto poi ci sono degli appunti, magari tra qualche anno vai a sapere se torneranno fuori. Grazie. Allora, io adesso approfitterei della voce di Marco Duse e gli chiederei di leggere, guarda Marco, pure qua. Sì, fino a qui? Sì, Se sì, sì. immaginavo. Ok. Questo si intitola Bateman Reborn ed sembra che questo nella sezione dei sequel ed è il sequel di American Psycho, dove il testo è in inglese. Parole, American Psycho è stato un libro che ho letto 3 o 4 volte, credo. Quando uscì nel 91 era il libro proibito, perché io ero il secondo, sì, ero in quinta ginnasio, era un libro molto crudo, quindi non si poteva leggere, se andavi in biblioteca lo si prendeva, ed è un libro ovviamente geniale e finisce però in una maniera abbastanza sorpresa, cioè c'è una confessione finale del protagonista che, come sappiamo, conduce una doppia vita nell'ordinante New York degli anni 80, e c'è una confessione finale che però forse non è così definitiva, quindi ho provato a immaginare 10 anni dopo lo stesso personaggio cosa poteva essere successo. Questa è un po' l'idea da cui del tutto. E gran film di Mary Nagan, un altro preso da questo libro. Mezz'ora dopo entra in cucina abbracciato a 2 borse della spesa. Riesce a depositarle un attimo prima che quella contenente un flaccone da 3 litri di succo di ananas si squarci, seminando scatole, cartocci e vaschette sul piano in formica del tavolo e sul pavimento. Jean è davanti al lavello. Sta sfilettando del pesce, un merluzzo forse, che avranno per cena come ogni venerdì sera. Lui si è chiesto più di una volta se sia un retaggio della sua educazione cattolica. Forse ne hanno parlato una volta, poco dopo essersi sposati, o magari mentre erano ancora fidanzati, ma non ne è troppo sicuro. Dal rubinetto scorre un filo d'acqua. La televisione è sintonizzata a basso volume su un canale delle news. Le oscillazioni del prezzo del petrolio e qualcosa a proposito di mandri e di manzi che prendono inspiegabilmente fuoco nella pampa argentina. Asciugandosi le mani sul canovaccio di tela blu, lei gli chiede se sabato la può accompagnare dalla parrucchiera. Avverte nella sua voce una nota di metallo freddo e si domanda se Jim non sia un androide. Tecnologia cibernetica d'avanguardia, unghie, sopracciglia, capelli organici che si possono tagliare e poi ricresceranno per essere tagliati e acconciati nuovamente. Si sorprende per quel pensiero, anche se sa che c'è stato un periodo della sua vita in cui idee ben più assurde e paranoiche si affollavano nel suo cervello, come carovane d'auto in coda sull'autostrada, nell'ora di punta. Lo sa perché gliel'hanno raccontato i medici e anche Jean. È stata l'unica a stargli vicino durante il ricovero e la riabilitazione. Sue, le uniche visite che aveva ricevuto. Gli pare di ricordare di averla baciata la prima volta una sera sotto casa di lei,
quando l'aveva riaccompagnata dopo una cena improvvisata qualche mese prima che la sua mente naufragasse del tutto. Si erano fidanzati ufficialmente solo dopo che lo avevano dimesso. Poi in capo a un anno si erano sposati. Difficile immaginare un esito diverso. Allora, insiste lei, riesce ad accompagnarmi. Anche se ha la patente e le strade dei sobborghi di Bloomington, Indiana, non sono certo quelle dell'Upper East Side o di Broadway, preferisce non guidare. Allora rumina una risposta affermativa e inizia a stivare la spesa nella dispensa. Quella notte, come già da qualche tempo, si ritrova a scopare con Wonder Woman. Peccato tagliarlo qui. A proposito di crossover, c'è anche Posso dire una il... cosa? Volevo dire una cosa sulla sezione crossover: i risultati di Zanolla della sezione crossover sono infinitamente superiori rispetto al rap metal. Che sia chiaro, che sia chiaro. Ecco, di fatto questo racconto riprende la storia di un serial killer che ha perso completamente la memoria per 10 anni e ha cambiato completamente vita perché non ricorda di fatto chi è. Anche qui io ho trovato sublime il fatto che tu mi stupisca, perché ovviamente io mi aspetto che adesso lui riprenda, che alcuni stimoli riaccendano in lui questa, come dire, questa sete di sangue, questo sadismo, e invece proprio quando sembra, e questa è una cosa che accomuna vari racconti, quando sembra che il racconto stia arrivando a quel dunque, prende una piega che è perfetta, perché è molto cartesiana, no? E cioè, vira nel metafisico e nel malinconico. Che è uscito, era ragionato. Era ragionato, era uscito scrivendo, cioè avevo un'idea di quella che era appunto cosa non volevo, cioè non volevo arrivare a riproporre le carneficine, sono molto divertenti da leggere, sono però è assurdo misurarsi sì, da scrivere e anche da leggere. E però volevo appunto, quindi avevo questa idea qui di far intuire che stava succedendo qualcosa, perché appunto si incrina questa patina di quotidianità. Però è bello fermarsi un attimo prima e lasciare poi ai lettori immaginare cosa succede dopo, cioè lui, senza dire troppo, insomma, alla fine siamo a un passo per capire se torna. Sì, man mano che scrivevo ho capito che era la formula più efficace per, secondo me, catturare l'attenzione del lettore, che magari appunto, se poi conosceva la fase di partenza, sarebbe magari un po' adombrato a leggere un tentativo di imitare quello stile puro tecnico in cui le torture dei pegni di vari imperatore vengono sciorinate con una linea incredibile. Quindi sì, c'è stato un ragionamento anche sulla coscienza dei propri immagini, insomma, bisogna farli conti con quello che si ha. Però sono contento che abbia notato questo aspetto, che era effettivamente quello che volevo raggiungere, insomma, sì. Non solo questo aspetto notato, adesso il pubblico mi perdonerà, ma farò una domanda molto personale, no? Cioè proprio, ma proprio personale mia, nel senso che quando l'ho letto ci sono dei dettagli che sono fenomenali proprio, e ce n'è uno in cui, che ha appena letto Marco, in cui mentre accade, questa scena accade, la TV racconta una cosa di questi manzi che improvvisamente, per
prendono fuoco nella Pampa argentina. Come ti è venuta? Cioè, c'è un riferimento, è qualcosa che magari a me è sfuggito, è realmente accaduto, non lo so, è genuino. No, in realtà non so come sia venuta, sono quelle cose che arrivano e poi sì, ti insegnano che insomma ci deve essere, poi questo elemento ritornano più avanti, però sì, è collegato ma non so come, qui entrano probabilmente dinamiche un po' più psicoanalitiche di inconscio, però mi è venuta così, è una cosa incongrua che volevo però incommesse su questo mondo e l'insinuazione l'aveva percepita come tale, e probabilmente anche qui è un po' la metafora di un disastro che sta arrivando, ma di cui non si conoscono le spiegazioni. Il manzo che prende fuoco per autocombustione è meraviglioso. C'è una chiosa di... Sì. No. Non credo sia possibile, però c'è un film che ho visto alla mostra del cinema, però in quel classico ambiente in cui vedi 70 film in 10 giorni, 69 non li vedrà mai nessun altro e uno è mega commerciale, lo vedono tutti. E in uno di questi film, che tra l'altro è sudamericano, ma adesso non mi chiedere né il titolo né l'autore, non ricordo niente, è stato fatto 10 anni fa. Ci sono una vallata e due popoli, uno che sta su e l'altro che sta giù, che si odiano. A un certo punto i popoli che stanno su per attaccare il popolo che sta giù danno fuoco a dei bufali e li spingono giù verso la valle. Per cui in qualche modo questa cosa nel campo generale ti è arrivata. Okay? Il film che ho visto io, credo che il regista l'abbia visto in due, okay? Però è arrivato fino a me, quindi questo è molto bello. Anche la madre regista, solo per dirgli bravo. Perché te l'ho fatto tirare? Allora, trascendendo per un attimo l'autocombustione dei manzi, prima di andare in chiusura, un'altra cosa che trovo molto caratteristica e che mi è piaciuta moltissimo, hai creato di fatto un ipertesto analogico creando una playlist. Alla fine del libro, quando lo leggerete, troverete proprio una playlist con un pezzo che funge da colonna sonora per ogni racconto. Questa cosa l'ho trovata affascinante perché quando io leggo a Pino proprio sempre un disco, una canzone a un libro, dovevo capire i criteri di scelta e una riflessione su cosa ne pensi tra le connessioni tra proprio la letteratura e la musica. Allora, la playlist è un po' una marchio di fabbrica della collana Cari di Foglia di Ronzani. Tutti i libri di questa collana devono avere un rimando multimediale che non è necessariamente musicale, però ho notato che è quello che è più semplice da fare soprattutto. Allora, so che non dovrei dirlo ma lo dico. C'era un'altra idea in origine, quando volevo far leggere 3 racconti che far fare una colonna sonora ad hoc a un mio amico musicista che si è prestato. Poi per motivi di tempistiche editoriali hanno anticipato la pubblicazione, non è stato più possibile farlo, dovevo comunque fornire un contenuto multimediale, quindi mi sono cimentato a posteriori con questo esercizio. Mi sono fatto aiutare da un amico molto più esperto di me, perché se fosse stato per me sarebbe stata una playlist molto rumorosa, molto distorta, un po' magari monocorde, insomma. Invece, ed è stato curioso perché lui aveva letto il manoscritto, aveva capito l'operazione, io avevo cercato di dargli delle dritte su quello che su quella che la conoscenza evocava. Lui mi ha fornito le sue proposte, alcune rientravano, altre le ho traslate su altri testi, altre invece erano totalmente difformi da quello che io avevo cercato di fargli capire, per cui la commensurabilità o meglio di linguaggio. Però mi hanno magari aperto il cassetto della memoria e fatto trovare un testo, una canzone mia per poterla abbinare. Questa è stata un po' l'operazione. Per cui confesso che è a posteriori, però ho cercato di fornire delle suggestioni che potessero in qualche maniera rinforzare l'idea di base che stava alla base
della storia e del modo in cui l'avevo concepita. Io quando scrivo non ascolto musica perché mi distraggo. Anche lì non sono onnivoro, ho degli ascolti precisi, sono uno che ascolta, riascolta quello che gli piace, quindi magari cominci a scrivere, poi fai delle canzoni, ti metti a cantare. Però insomma sono due forme secondo me che possono andare in parallelo. Mi affascina molto la formula dello spoken word, Massimo Lunga, Emilio Clementi, insomma, ecco. Era un po' l'idea che avevo, esatto. Per cui sì, però rivista versione poi mi è venuta una proposta equilibrata e che secondo me tiene anche conto della varietà dei temi e dei toni dei racconti. La trovate su Spotify, c'è un codice da linkare, potete ascoltarla, ogni racconto è abbinato al titolo di una canzone, la potete ascoltare prima, durante o dopo. Allora, prima di sentire anche se il pubblico ha qualche riflessione, qualche domanda, sapete che il pubblico è molto, quasi anche polemico. Qual è il complimento più bello che finora hai ricevuto per questo libro? Ma mi hanno detto che sono io, ma non sono, cioè sei tu, ma non sei tu. Chi mi ha letto si vede che l'hai scritto tu, però è diverso da tutto quello che hai scritto prima, perché comunque quindi il fatto che uno possa in qualche maniera mettere la sua impronta e farsi riconoscere, però anche venga apprezzata l'originalità e il tentativo insomma, di essere in questo tipo di formula. Questa è la cosa che mi ha più lusingato. Mia madre ha detto ma vuoi capire un cazzo? E questo è Tigemato, questo sarebbe però la mamma è sempre la mamma. Grazie. Se il pubblico ha qualche domanda da fare a Francesco, devo portare il microfono? Sì. Va bene, mi diverto. Grazie del microfono. Allora, io vorrei dire che non l'ho ancora letto, però intanto lo compro. Prima cosa, no, lo compro. Lo voglio comprare e dopo mi farà una dedica. Vorrei sapere solo una cosa, che è che cosa sanno i minori che i maggiori sanno? Tu che lo sai già, io adesso lo compro e lo leggo, però cosa sanno i personaggi minori che i maggiori non sanno? Allora, a volte non sanno nulla, ad esempio nel racconto che dà il titolo alla raccolta capiamo che le 3 cameriere di casa Samsa, perché le produzioni accessorie sono 3 monologhi tenuti dalle 3 persone di servizio che nel racconto originale hanno poche righe ciascuna, insomma, a parte la governante finale che ha qualche paragrafo in più, le altre 2 sono la cuoca che si licenzia subito, è una ragione che non sanno nulla, ma è bello capire che non lo sa, è bello vedere cosa hanno capito, cioè, quindi mi suggestionava questa idea di dare un po' di lustro a delle figure lasciate un po' a margine, ma che magari avevano delle potenzialità molto, molto interessanti dal punto di vista narrativo, quindi anche un po' un esercizio di estrapolazione, insomma, ecco, di allenamento anche della creatività su un canovaccio, rispettandolo ma stirandolo il più possibile verso angolazioni e direzioni improvviste. Quindi questa è un po' appunto l'ultima domanda che mi farai sulla categoria letteratura. Siamo un po' dentro quel tipo di... Sai già le domande. Non sanno nulla, però come diceva il buon vecchio, credo fosse Archiloco, citato da Isaia Berlini, cioè la volpe sa un sacco di cose, ma il riccio ne sa una grande, ecco, la differenza è questa.
proposito di questo io credo che ci sia anche proprio a livello proprio squisitamente narrativo proprio il gioco dei punti di vista che ovviamente non sanno di più, sanno in modo diverso, cioè questo è quello che almeno per me è emerso dalla lettura, se posso aggiungere la mia. Ci sono altre domande, altre curiosità del pubblico? Come siamo con i tempi? Ecco, abbiamo altre domande. Ovviamente la precedenza al pubblico, ma se non hanno niente da chiedere procedo io allora. Ma più che una domanda volevo fare anche una considerazione. Prima abbiamo parlato del target dei lettori, se era necessario avere delle conoscenze pregresse. Io direi che bello è proprio questo, nel senso che si possono scoprire cose che non si conoscevano e tramite questo libro di Francesco si va ad approfondire, a conoscere, perché anche un accanito lettore non è detto che abbia letto tutto o che conosca tutto. E quindi sia per quanto riguarda gli autori che anche per quanto riguarda i musicisti che sono citati nella playlist, ogni lettore ha la possibilità di allargare un po' il suo campo di conoscenza, e quindi questa la trovo una cosa molto, molto carina, che hai fatto insomma questi riferimenti ben precisi. Poi volevo chiederti, leggendo il libro, ho trovato in un paio di volte, forse anche più, la frase in mezzo al racconto: ma questa è un'altra storia, perché cominciavi a già portare avanti alcune situazioni che poi, siccome appunto erano un'altra storia, le hai lasciate lì. C'è per caso l'intenzione di portare avanti anche queste storie, nel senso, di notte dormi o pensi a tutte queste cose che ti vengono in mente, queste situazioni continuamente in sviluppo, in divenire? Notte cerco di dormire, però no, allora, come dicevo prima anche a Gianmarco, c'è un'idea di scrivere un'altra raccolta di racconti, perché appunto ho capito che forse la cifra in cui mi trovo meglio è quella, anche se l'aspirazione al romanzo resta lì, ogni tanto qualcosa si materializza, ma sul racconto riesco a essere più efficace e anche più a gestirlo meglio. Però vorrei abbandonare la formula della derivazione, anche se chiaramente la mia scrittura è una scrittura che comunque tende a essere un po' citazionista, e quindi sicuramente quando racconto una storia cerco di capire anche chi lo stesso tipo di storia, chi potrebbe aver raccontato prima di me, come sia posto, e quindi come devo pormi io per mantenere un'autonomia, ma anche per dialogare con il passato, cioè il famoso, anche qui aforisma di Newton, che disse che stava sulle spalle dei giganti, su questi giganti uno che scrive si sta, poi può essere che si aggrappi, che salti giù, che decida di tenersi per mano e a distanza, però non si può prescindere da, secondo me, mi hanno un po' addestrato a pensarla così, la storia delle idee in generale, ma della letteratura anche, quindi il gioco è anche questo, rapportarsi al passato e giocare una partita di sponda, ma in cui cercare di essere originali, ma anche continui, pensare in quello che c'è stato prima. Quindi, ripeto, se quello che sta nascendo nascerà, come spero, non avrà più questo tipo di caratteristiche, ma sarà comunque un tessuto delle suggestioni cinematografiche e letterarie che mi danno forma. Ecco. Ci sono tanti riferimenti dentro il tuo libro, anche non dichiarati, ma che servono a un attimo di conoscenze in vari campi, le ritrova tutte. E tornando invece alla musica, prima ci hai detto i 3 registi preferiti, non vuoi fare la lista, hai detto, però a questo punto ti chiedo i 3 musicisti o le 3 band preferite. Cerali, insomma, mi rendo conto che forse c'è chi suona anche meglio adesso, però quando l'ho scoperto. Tu Metallica e Massimo Volume.
per la parte appunto più legata alla narrazione di musica. Questi sono di Marlene Quiz, nel senso tre sono proprio il massimo volume tornano anche nella playlist, mi sembra, mentre gli altri. Sì, perché il campi pesci sì, il massimo che torna alla playlist perché il nuotatore, il racconto di John Cheever da cui arriva uno dei racconti, che è anche il titolo di una loro canzone, del loro ultimo album, che mi ha fatto scoprire questo racconto, perché loro hanno musicato la storia del nuotatore, l'hanno messa in musica e io da lì poi sono andato a ritroso a prendere il racconto da cui era tratto e ho scritto il sito, non ho avuto questa funzione così un po' maieutica. A proposito di maieutica, mi dispiace ma Massimo non è venuto stasera. Era impegnato. Aspettavamo Massimo Cacciari come ospite speciale, ci abbiamo provato tramite social, contattarlo, farci notare. L'interno che fa sostituire. Non è venuto, puoi spiegarci tu il Dyson o no. Comunque fissi sarebbero aperti ulteriori. Sì. Massimo, se ci sei, noi ti aspettiamo anche la prossima volta, non importa, volentieri ti ospitiamo qui, vieni con noi, facciamo 4 chiacchiere. Il pubblico ha qualcosa in mente? Ha qualcosa in mente? Ciao, ho qualcosa in mente. Allora, per come Metallica e io rispondo Megadeth per tutta la vita. 7 agosto a Mano del Zellino. Ci vediamo là, va benissimo, quinta volta che mi vedo. Sì, no, ho ascoltato tutta la tua intervista interessantissima con un parallelo in testa incredibile che è quello della musica. Si vede che tu sei un appassionato, si vede che ne capisci, che ti piace, che fa parte della tua vita. E la parte che più mi ha incuriosito è quella legata a questo eterno dilemma musicale per me, da scrittore per te, tra l'ispirarsi e il plagiare, no? E questa esigenza di cui parlavi anche prima di staccarsi, no? Di vedere per fare una cosa diversa, che a un certo punto diventa una perversione nostra in realtà, no? Perché se tu te la senti così e in qualche modo ricorda qualcos'altro non c'è niente di male, no? Però la domanda che ti faccio, senza diventare pedissequo e noioso come mi capita spesso, è come fai tu a dire questo va bene e questo no? Anche perché i tuoi gruppi preferiti poi non sono proprio della playlist, cioè sei stato bravo anche a separare i tuoi gusti personali da quelli efficaci, funzionali alla narrazione. Come faccio a sapere quando non sono una pagina in realtà non lo sai mai, finché qualcuno non legge o nel caso che ascolta, credo che hai sempre quel dubbio di aver fatto citando il ragionamento una cagata pazzesca. Ed è un po' il rovello di chi cerca di fare la creatività, insomma, che alla fine devi sempre confrontarti con un uditorio che può essere largo o stretto, ma non hai mai la certezza l'importanza di confrontarsi è questa, cioè tu sei talmente dentro la tua cosa che sei convinto che sia, e poi scopri che magari qualcuno non dice nulla, però non ho un criterio per capire, cioè lo capisco soggettivamente, ma non c'è un livello oggettivo che poi si riflette sugli altri, è molto empirica la cosa, secondo me, però non sono... Allora, secondo me, riferito a questo, la verità è che lo sentiamo, cioè lo senti a un certo punto, è che noi ci affidiamo troppo spesso a volte alla ragione, no? Quindi cerchiamo un qualcosa di razionale che ci dica questo è plagio, questa è ispirazione. Però secondo me un artista quando fa quella cosa lo sa se sta plagiando o se è stato ispirato o no. E non c'è una spiegazione razionale, è proprio un sentire viscerale proprio. Io credo che lo si sappia. Io sono certo che sia così.
per rendere partecipi un po' più. Io sono convinto che nessuno deve spiegarmi quando plagio, cosa che non faccio e quando faccio una cosa mia che semplicemente è naturale perché derivano da delle influenze, siamo tutti il risultato di influenze. Però la riflessione successiva, ma qua apriamo non una parentesi, una mega graffa atomica, trovo sempre meno arte nelle cose, trovo un sacco di consumismo becero nella musica, nel cinema, nella scrittura, trovo poche cose che ispirano, trovo poche cose che mi fulminino, come mi fulminarono i Metallica con Jackie Corolla, che sarà stato il 90-91. No, quello l'ho ascoltato io, non subito. Quelle cose là mi hanno veramente dato un pezzo di vita. In più mi hanno dato respiro. Oggi sarò invecchiato io, ma mi pare tutto così di bassa lega, così piccolo, no? Le spalle di giganti, i giganti vanno camminato sulle formiche abbondantemente, non è... vabbè, giusto un po' di pessimismo. Sta sempre bene. Anche io mi domando spesso, ma sono io che sono invecchiata o sono le cose che ci sono adesso che non mi prendono più come una volta? È un bel dilemma, credo che resterà anche tale, perché non so se c'è una risposta. Non credo, non è il compito degli artisti dare risposte, per cui è la vita che le dà, no? L'artista deve porre il dubbio, secondo me. Poi la vita è piena di risposte, basta coglierle. Comunque sì, qua aprivamo veramente non una parentesi, una balena proprio, cioè diventa una cosa incredibile. Però mi approfitto da questa riflessione per dire che questo era uno dei timori che io effettivamente avevo nel leggere il libro di Francesco e che il libro mi ha completamente disatteso, quindi mi ha stupito in positivo in una maniera incredibile. Proprio per questo, perché lui è riuscito a prendere dichiaratamente qualcosa che è già ispirazione, già esistente, è già consolidato e l'ha reso totalmente proprio. Ecco, questo credo che sia uno dei plus più importanti delle deposizioni accessorie sul caso Samsa. Se non ci sono altre domande, io andrei in chiusura. Ah, c'è un'altra domanda? Le domande più spaventose. Ordinate una pizza intanto. Mi siedo anche. No, ci sono 3 domande che mi sono venute in mente. Te le do tutte in sequenza, te le ricordi oppure allora, la prima è se potessi scegliere uno dei racconti e farlo trasformare in un film, quale sarebbe e da chi vorresti fosse diretto? L'altra domanda è perché quando ti chiedono quali sono i tuoi riferimenti letterari non citi mai il fatto che sei un grande lettore di saggi, sei proprio un divoratore di saggi. E la terza è e la terza è quale di questi racconti avresti potuto scrivere in maniera diversa, cioè hai scelto di trasformarlo magari in un sequel, però poteva esserci un prequel e poi hai voluto farci un sequel. Ciao, bye. Allora, la prima domanda, probabilmente, molto banalmente, l'ultimo racconto, il crossover, lo vedrei diretto bene da un Guy Ritchie. Esatto, perché c'è un Mexican Standoff, che è proprio tanto da dire. Poi, seconda domanda sulla saggistica. La saggistica sì, è una parte abbastanza rilevante delle mie letture, però e probabilmente entra anche dentro qui, ma non saprei dire come, nel senso che alla fine leggo cose anche abbastanza specifiche su argomenti che non interessano tanto alla massa, o
punti di vista che non mi interessano tanto a me, per cui non saprei dire perché non lo dico, però lo dico, leggo dei saggi indicati nel testo. E la terza qual è? Cosa avresti trasformato in pericolo sul Ok. senno di poi? Col senno di poi, col senno di poi, ma è abbastanza necessario il tutto, cioè tutti quelli che ho scelto potevano solo stare lì, insomma, un po' emilianamente reale, razionale, reale, così. Avevo il mojito mi impedisce di pensare e la fame che io posso ringraziare chi è rimasto fino alla fine e ringrazio tantissimo Gianmarco perché insomma ha fornito una lettura approfondita e mi ha toccato molto quello che ha detto in alcuni aspetti e poi come diceva il mio grande amico ex collega nonché il più grande commerciale del Nord-Est quando insomma stava trattando tengo famiglia quindi ho la vecchia di in vendita e se volete me lo posso anche dedicare, grazie. Ovviamente approfitterei del fatto che l'autore qui per farlo firmare, dedicare, quindi potete venire qui vicino al tavolo per acquistarlo. Vi ringrazio per la bella serata, grazie Gianmarco per la tua disponibilità, già detto prima ma lo ripeto perché comunque anche tu sei una persona molto impegnata, molto dentro il campo artistico dello spettacolo eccetera, quindi averti qui è stato un onore, grazie mille. Grazie Francesco, grazie Anna anche perché alla fine ha creato lei il contatto e un po' l'esistenza di questa serata è nata tutto dal primo contatto che ho avuto con Anna, quindi grazie mille, continua così che vai bene, prego figurati. Vi do appuntamento a mercoledì prossimo, conosceremo Mariella Favaretto e il suo libro Elide. Elide è una donna che vive nei primi anni del Novecento tra il Friuli e il Veneto orientale con tutte le difficoltà del caso di essere donna in quel periodo, in quella regione, in quegli anni. Quindi sicuramente un racconto molto interessante che non vedo l'ora di conoscere meglio mercoledì prossimo. Vi ringrazio ancora per essere stati qui questa sera, grazie sempre a Van Central che sostiene questo festival, grazie ad Andrea Sperandio e alla sua presenza con l'associazione Mestre Mia che contribuisce alla realizzazione del festival e manda le dirette in streaming su Facebook. Ringraziamo il pubblico da casa e arrivederci a mercoledì prossimo, buona serata.